Bentrovati su Garage Music Report, il format di Radio Veneto 1 dedicato alla musica emergente del territorio. L'ospite di oggi si chiama Neil e ci presenta il suo progetto solista. La prima volta che abbiamo una one man band. Viene da Pieve di Soligo, si chiama Neil, con un CD appena uscito a Par. Sì, Neil che arriva da il progetto solista di quello che era, insomma, il cantante, mi pare, degli Hope Please. Esatto. Come mai questa scelta poi di lasciare tutto? Perché a quanto pare, insomma, è stato un po' messo da parte il progetto band e tenuto il one man band. Questo è avvenuto a marzo dell'anno scorso. E lì poi è nata l'idea, perché ho detto le canzoni le ho sempre scritte io e perché non provare a fare qualcosa da solo, e così ho deciso di raccogliere un po' le 10 canzoni che rappresentassero un po' quel periodo un po' brutto, perché sono successe un po' tantissime cose in quell'anno là, cioè, il gruppo si è sciolto, ho perso il lavoro e quant'altro, Quindi ricapitolando, un anno fa hai deciso di intraprendere questa carriera solista, dopodiché hai anche avuto un riscontro presso un'etichetta e sei riuscito comunque ad avere un appoggio. Come è avvenuto questo? Ma ti dico, Ruggero lo conoscevo già perché nel 2004 appunto avevamo registrato con gli Hope Please un piccolo demo da lui prima dell'etichetta quella da Roma. E quindi sì, ci eravamo sempre sentiti, eccetera eccetera. Poi quando ho deciso di intraprendere la carriera solista ho pensato a lui e l'ho contattato subito. Lui era gasatissimo della cosa e mi ha detto sì, facciamo. Intanto iniziamo ad ascoltare un primo pezzo, cosa ci proponi? Beh, il primo pezzo direi Drones, che è l'apertura dell'album. Adesso fatta in chiave live, è un po' riarrangiata, rivisitata rispetto all'album, perché sì, non potendo riprodurre tutti i suoni che ci sono dentro, ho fatto un po' così. Poi andremo a sondare anche un po' l'effettistica e tutto esatto. Quanto ci va dietro. I feel free now, it doesn't matter, we all have failed, slow the demons down till the one is over. Questo poi progetto solista è reso possibile anche, insomma, un intervento tecnologico e una serie di effetti che abbiamo visto in azione nel live. Sì, è nato tutto dopo l'album sostanzialmente, perché io ero andato in studio con l'idea di fare un semplice chitarra-voce e poi Ruggero ha pensato di mettere qualche arrangiamento, e insomma è venuto fuori un album bello pieno, ed è stato lui proprio a dirmi sì, però mi fa, adesso non è che puoi andare in live chitarra voce, basta, devi comunque cercare qualcosa. E allora mi ricordavo di avere una loop station, l'avevo presa anni fa, non l'avevo mai usata, ho detto provo a rispolverarla, mi sono chiuso dentro in casa 2 mesi, proprio giorno e notte, perenne. Poi un amico che oltretutto è il fotografo delle copertine, dell'artwork della copertina, sì, dell'album, mi ha regalato il pedale della distorsione e mio papà mi ha regalato lo Stonebox e insomma tutto così è arrivato il regalo. Ho aggiunto le cose e ho provato. Infatti mi veniva da chiederti, ma non hai mai pensato tipo all'apporto magari dell'elettronica, dei campionamenti? Ci sto arrivando. È la droga successiva. È la droga successiva. Poi non ce ne sarà più per nessuno. Secondo pezzo? E la prossima è Green Screen, che è il singolo estratto dall'album, di cui ho girato un video in uno studio fotografico Green screen è tipo lo sfondo verde. Lo sfondo verde, dove esatto. ci puoi aggiungere quello che vuoi, quindi come effetti sonori ci sta anche. Quella sì, quello voleva essere l'intento del testo anche della canzone, insomma.
titoli in inglese, canzoni in inglese, insomma, perché la necessità di cantare nella lingua più diffusa al mondo, però insomma che un italiano ancora oggi fa difficoltà a capire. Guarda, non saprei risponderti. Io ho cominciato a suonare a 14-15 anni. Ho preso la chitarra in mano, che mio papà mi ha insegnato i primi accordi, e la prima volta che ho preso un foglio in mano, cioè il primo testo che ho scritto è stato in inglese, e poi da lì sono sempre andato avanti. Cioè, ho provato qualche volta a scrivere in italiano, ma in un periodo come questo in cui nella musica indipendente italiana la figura del cantautore, della one man band, insomma, è legata molto alla lingua italiana. Tu effettivamente sei un cantautore, diciamo, anche se in lingua inglese, e appunto in lingua inglese c'è mercato a livello di trovare date, a vendere dischi. ti dirò, in Italia non ne sto notando mercato per questo genere, per comunque il cantato in inglese. Spero si apra qualche porta all'estero più avanti, perché adesso siamo ancora in fase di gestazione dell'album e quant'altro. Adesso tocca la terza traccia di questo live, Garage Music. Terza traccia è Marbles, Biglie, traccia nuda e cruda, un po' chitarra, voce e armonica. Ci racconta della perdita di identità di una persona. Insomma, una persona arriva a un certo punto che non sa più dove sbattere la testa, e ha perso un po' se stesso. Ne ha le biglie piene. Ha le biglie piene, no? Someone too slow, but searching for some company. But I've lost myself along the desert road. Come definire il tuo genere? Credo un indie folk rock. Un indie folk rock? Sì. Sei di Pieve di Soligo, mi Sì. pare. Nella zona poi No, non lo conosco. Nella zona poi della Pedemontana si chiama poi quella zona là. Sì, il quartiere del Piave. Il quartiere del Piave, ancora meglio. Ci sono punti di aggregazione, di punti dove si può ascoltare buona musica? Beh sì, ti dico, un posto vicino a dove sto io è il Bianconiglio a Vittorio Veneto, che quello è fantastico. Peccato sia solo aperto in estate, perché è all'aperto, quindi però devo dire che hanno un'ottima scelta dal punto di vista di band, di live, e un ottimo impianto soprattutto, bellissimo, e bei gruppi proprio. Ecco, parlavamo prima di zone, diciamo, ma parlando ora di persone, insomma, di appunto rapporti, relazioni umane, come ci si sostiene a vicenda con questi altri gruppi, con le conoscenze, insomma, di cosa ha bisogno un musicista per andare avanti ed essere seguito? Date e... Quindi tipo un po' più di apertura mentale da parte dei gestori dei locali, sì. apertura mentale da parte del pubblico, che venga, il pubblico ci sarebbe, ma non c'è, insomma... Hai detto già tutto tu, a posto. No, beh, sì. Questi sono i problemi. Ci vorrebbe più apertura, sì, sicuramente da parte dei locali, più apertura mentale, però cioè, dall'altro canto capisco anche che loro in questo periodo hanno un po' paura a chiamare la band emergente, perché anche dal punto da riscontro economico, sì, non sei sicuro, insomma, diciamocela tutta. La gente effettivamente potrebbe essere un po' più aperta anche lei alle nuove leve. Essere un po' curiosa magari. Sì, perché insomma diciamoci la verità è che soprattutto dalle mie parti vanno i tributi. Neil, siamo giunti in conclusione, intanto... Ciao, arrivederci. Ma me li staccate voi i cavi? No, vabbè. Beh, prima suoniamo l'ultimo pezzo. Giusto. L'ultimo pezzo è Smile, che è poi la canzone di chiusura dell'album. È una canzone dedicata ad un'amica che è scomparsa purtroppo l'anno scorso, sempre
mezzo del periodo bello che ho vissuto, e quindi l'ho dedicato questa canzone, insomma, per ricordarla. L'appuntamento con Garage Music Report è per la prossima settimana. E questa puntata in versione integrale la potete trovare anche in video sul sito veneto1.it. L'appuntamento con Garage Music è invece ogni mercoledì alle 18 sui 97.500 di Radio Veneto 1. The asphalt is now